Eccoci qua anche oggi, potremmo dire, torna a trovarci dopo un po' di tempo Paolo Gubitta, docente all'Università di Padova, ma ricercatore, in questo caso autore di una ricerca sviluppata per conto della Confartigianato del Veneto e dedicata a quello che riteniamo sia il perno dell'attività artigianale, vale a dire il capitale umano. Allora, capitale umano nell'epoca della digitalizzazione. Primo, quanto conta ancora? Ma il capitale umano e le persone quindi in un mondo e in un'economia e in una realtà sempre più digitalizzata aumenta il suo valore e la sua importanza e non la diminuisce. Perché? Perché le tecnologie digitali che rendono più veloci o più efficienti le nostre imprese hanno bisogno di persone più preparate, capaci di utilizzare le tecnologie, di interpretarle e di modificare i processi di lavoro tenendo conto appunto della tecnologia. L'impresa artigiana rispetto a questo cambiamento è e dovrà sempre più essere un attore protagonista per un paio di ragioni. La prima è perché le imprese artigiane sono tante, danno lavoro a tante persone e sono rappresentative di una parte importante del Made in Italy. La seconda è che, come abbiamo dimostrato in questa ricerca, c'è una porzione, una parte delle imprese artigiane del Veneto che ha saputo cavalcare l'innovazione e ha saputo adattare i luoghi, gli ambienti di lavoro e i processi produttivi in maniera coerente con le esigenze della modernità. La crescita dell'innovazione tecnologica però sembra inversamente proporzionale al dato occupazionale. Interessa anche l'artigianato questo problema? Certo che sì, le imprese artigiane non sono imprese minori, sono imprese più piccole rispetto ad altre, l'impresa industriale, ma non per questo sono imprese che vivono in una posizione marginale. Anche per le imprese artigiane la criticità e la priorità di essere attrattive per le persone qualificate è un tema rilevante, anzi oserei dire vie più rilevante, perché nell'immaginario collettivo l'impresa artigiana, l'impresa aderente al sistema delle imprese artigiane è considerata appunto nell'immaginario collettivo come un luogo di lavoro dove o non si apprende abbastanza o non si hanno grandi opportunità di sviluppo. Anche questo, sfatare questo mito o cambiare questa visione dell'impresa artigiana è tra gli obiettivi raggiunti da questa ricerca. Se la digitalizzazione necessita di maggiore specializzazione e professionalità da parte dell'operatore, però sempre nell'immaginario collettivo, l'immagine è che tenda un po' ad appiattire invece la fantasia, che è un'altra delle caratteristiche però del lavoro artigiano. Come riuscire a coniugare questi due aspetti? Certo, la contrapposizione tra un lavoro che ha un contenuto digitale o tecnologico e un lavoro che ha un contenuto creativo, ecco, questa contrapposizione è sostanzialmente falsa. In questa ricerca una delle categorie che ho studiato è quella delle autoriparazioni, officine meccaniche e carrozzieri. Ebbene, oggi un carrozziere che mette le mani nella tua macchina, che ha qualche problema, rimane creativo o innovativo o bravo nell'utilizzo delle mani, degli strumenti tradizionali del lavoro del carrozziere, ma questo carrozziere deve anche conoscere l'elettronica, deve conoscere la sensoristica, perché il paraurti della tua macchina, delle nostre macchine, quando viene smontato per essere riparato, una volta che viene rimontato, ha bisogno di un operatore che è il carrozziere, potremmo dire 4.0, che ha imparato, che sa usare bene le mani, sa usare bene gli strumenti tradizionali, ma rende queste competenze ancora più produttive, ancora più efficaci, ancora più utili, perché riesce ad ibridarle con le competenze tecnologiche. Quindi è falsa e va rimossa l'idea che la digitalizzazione toglie alle persone lo spazio per esercitare la creatività, l'innovazione o più in generale potremmo dire la discrezionalità. Questo succede in alcuni mestieri che si impoveriscono per effetto della digitalizzazione, ma dall'altro lato ci sono molti mestieri che invece potremmo dire vengono
aumentati. Così come esiste la realtà aumentata, c'è il lavoro aumentato dalla tecnologia. Questo succede nelle officine meccaniche, nelle carrozzerie, questo succede nell'impiantistica, perché il caldaista che viene a casa tua e ti installa o fa la manutenzione della tua caldaia, piuttosto che l'idraulico, non ha nulla o non ha quasi più nulla a che vedere con il termotecnico e con l'idraulico di 15 o 20 anni fa. Questo abbiamo visto nelle circa 20 aziende del settore artigiano di 3 categorie: meccanica di produzione, impiantistica e autoriparazione della Regione Veneto. Se mi si è permessa una battuta, sono costretti anche ad essere molto fantasiosi, viste a quanto mi si dice le politiche delle grandi case produttrici che tendono a privilegiare il lavoro di manutenzione monomarca piuttosto che gli artigiani, quindi hanno bisogno anche di essere fantasiosi e creativi nel riuscire a dare risposta ai clienti. Detto ciò, sul tema della digitalizzazione mi pare sia collegato anche quello della territorialità, che è un altro aspetto di cui peraltro abbiamo già parlato anche in trasmissione con altri ospiti, la necessità di mantenere sul territorio, in una realtà come il Veneto, poi che è una realtà diffusa, anche il lavoro, che invece tende sempre più a concentrarsi nelle grandi aree urbane. Da questo punto di vista immagino che l'innovazione tecnologica, cioè la possibilità di essere al centro pur fisicamente stando in una zona decentrata, sia fondamentale. Certo, ci sono territori che oggi sono più attrattivi di altri e sono i grandi centri urbani. Il nostro territorio, il nord-est nel caso specifico, invece è polverizzato nel senso buono del termine, nel senso che le localizzazioni sono molto distribuite. Ma proprio la ricerca di Confartigianato dell'anno scorso, parlo del 2018, invece evidenziava come c'è questa tendenza, in ogni caso anche nel Veneto, all'inurbamento, che diventa comunque un impoverimento della nostra storia, della nostra tradizione. Le città del nord-est sono in concorrenza con le città del nord-ovest o con le città emiliane, dentro il territorio veneto i piccoli centri sono in concorrenza con i grandi centri. Ecco, però rispetto a queste tendenze che l'imprenditore o l'imprenditrice artigiana non può bloccare, perché sono fenomeni macro e non micro. Ecco, l'impresa artigiana però rispetto a questi flussi può intercettare le persone di cui ha bisogno, imparando, e alcune delle imprese che ho visto lo hanno fatto, imparando a modificare, a cambiare, a introdurre all'interno dell'azienda le innovazioni tecnologiche e di organizzazione del lavoro, e soprattutto imparando a comunicare al mercato del lavoro locale le caratteristiche, le buone ragioni per le quali una persona dovrebbe investire una parte più o meno lunga della sua carriera all'interno di un'impresa. Ricordiamo che per un'impresa artigiana di piccole dimensioni, il bacino territoriale dentro il quale va a cercare collaboratori o collaboratrici non è il mondo intero. Ci sono imprenditori, ho visto imprenditori che concettualmente si mettono col compasso attorno, fanno un cerchio attorno all'impresa e da quel territorio, 20-30 km dalla sede dell'azienda, individuano i 2, 3, 4, 5 collaboratori o collaboratrici con determinate caratteristiche che possono contribuire allo sviluppo dell'impresa. L'impresa artigiana, oltre a fare questa operazione, quindi rendersi appetibile, rendersi cool nel mercato locale del lavoro, ecco, deve comunicare, e queste imprese che ho visto riescono a farlo, comunicare che sono delle ottime palestre dove le persone più giovani possono imparare un mestiere, apportando nuove conoscenze e integrandole con quelle già esistenti, e dove, perché no, persone più mature che magari hanno accumulato esperienze professionali anche in grandi imprese in altri territori, quando tornano nel territorio di origine possono andare a spendere, a impiegare le loro competenze in imprese più piccole che hanno però già nel loro DNA la capacità di integrare i processi tradizionali con, da un lato, le tecnologie, dall'altro con le esperienze magari maturate in aziende più grandi. In questi
10 punti per una roadmap sul lavoro che cambia per le imprese artigiane. Al punto 9 è scritto digitalizzazione e ruolo strategico di fornitori e clienti. È un ruolo attivo o, mi si permette, un ruolo passivo? Voglio dire, l'azienda artigiana si deve adeguare alle richieste di fornitori e clienti perché loro in questo momento sono più avanti, oppure l'azienda artigiana ha un ruolo propulsivo rispetto all'esterno? Ecco. L'azienda artigiana rispetto ai grandi player, ai grandi operatori di cui magari è subfornitore, gioca un ruolo alla pari, è un partner come gli altri. Ho visto aziende che all'interno del loro perimetro non hanno un'impresa qualificabile come 4.0, però i prodotti che questa azienda fa sono prodotti 4.0 per i clienti. Quindi questa azienda, che è un'azienda di 10-12 persone, ha individuato un ruolo di interfaccia tra l'azienda piccola artigiana e il grande cliente, il cliente di grandi dimensioni, e questa figura di interfaccia, di collegamento, è la persona che sa interpretare i bisogni 4.0 del cliente, riesce a capirsi e a dialogare, trasferisce all'interno tutte le informazioni che servono e aiuta i propri colleghi e le proprie colleghe a mettersi nell'ottica, in sintonia con le esigenze dei clienti, e creare prodotti che sono in grado di integrarsi in maniera immediata con le esigenze digitali o le esigenze 4.0 dei clienti. Quindi la sostanza è che io sono piccolo, potrei non avere tutte le risorse per trasformare in maniera completa la mia azienda secondo le logiche 4.0, ma ciò nonostante riesco a dialogare perché ho capito che mi basta avere 2 o 3 figure chiave che dialogano con i clienti, interpretano i bisogni e li riportano all'interno. Grazie a Paolo Gubita, docente all'Università di Padova ed autore di questa ricerca che disegna una volta di più la modernità e la dinamicità del settore artigiano, in questo caso veneto. Grazie e buon lavoro. Grazie. A voi alla prossima, ci si vede.